Io una volta. Cala Trinchetto. E va bene, ho un po' esagerato, ma chi non lo fa? Forse che, presenti e esclusi, un po' trinchetti non lo siamo tutti? Eccolo! Ciao Giovanna! Che corsa, sali! Per arrivare puntuale ho messo meno di un'ora da Torino a qui. Un fulmine! Sì, cala. È così invece, ho fatto i 200 per arrivare puntuale. Ciao! Ma ne valeva la pena! Nessuno in tutta la città ha una ragazza come la mia. Sì, cala. Beh, proprio i 200 no, però... Non mi riferivo alla velocità che hai fatto. Mi riferivo al termine, la mia ragazza. Io non sono ancora la tua ragazza. Ebbene, devi diventarlo. Lo sai che ti voglio bene. E non è abbastanza. Ti amo. Ora, poi magari ti passa. Ti amerò tutta la vita. Insomma, come posso provarti che ti amo? Dimmi di fare una cosa qualsiasi, anche la più difficile, e io la farò. Lo vedete che Trinchetto l'ha sparata un po' abbondante? Per salvarlo, poveretto, gli darò un'idea brillante. Ma mai come... E va bene. Lo sai dove ti porto? A casa tua, dove mi presenterai a tua madre, ok? Ah, sì, sei un tesoro. Trinchetto, davvero hai avuto un'idea brillante. Mai come l'acqua brillante Recoaro. Certo, questa sì che è un'idea. È buona liscia, squisita col limone. Formidabile col gin. Acqua brillante Recoaro. Un'idea al bar. In casa, ai cocktails. E per un aperitivo veramente analcolico, gingerino Recoaro. Chiaro? Limpido! Recoaro!